Eder. Mech. Pallister. Quando in televisione si parla del caso Resinovic, capita spesso di sentire la frase secondo cui non sarebbero stati controllati né la GoPro né la sua memory card. Bisogna però chiarire un punto fondamentale. Una GoPro senza memory card non ha praticamente alcun valore investigativo. La videocamera in sé è soltanto lo strumento che registra, ma non conserva in maniera autonoma i file video o i dati di utilizzo. L'elemento che custodisce realmente le informazioni, immagini, audio, metadati, orari di registrazione, è la scheda di memoria. Senza quella, la GoPro diventa un contenitore vuoto, paragonabile a una macchina fotografica senza pellicola o a un computer senza hard disk. In termini investigativi, quindi, il vero oggetto da analizzare è la memory card. È lì che si trovano le prove, i file originali, gli eventuali segni di cancellazione o alterazione. La telecamera, tolta la scheda, non può fornire alcuna risposta concreta, se non dettagli marginali sul modello o sul numero di serie. Per questo motivo, quando si discute di verifiche mancanti, è importante non confondere i due piani. Controllare la GoPro senza la memory card significa analizzare un guscio vuoto. La differenza è sostanziale e dovrebbe essere spiegata con chiarezza al pubblico per evitare equivoci. Sarebbe come se uno psicologo che deve studiare il comportamento di una persona avesse a disposizione solo il corpo senza mente. Io sono l'ultimo della covatta veramente che deve interessarsi di queste cose, perché sono tutte cose che spettano di diritto ma anche di dovere alla procura. Io mi faccio le mie congetture come mezza Italia, perché stiamo parlando di una cosa che ormai è di dominio pubblico e le mie congetture sono esclusivamente congetture, perché possono essere anche fantascientifiche. È stata portata via da un'astronave. Chi segue questo canale da tempo ricorda la vicenda del telefono regalato da Sebastiano a una sua presunta amica di Trieste. Dopo che noi segnalammo la cosa, questo telefono finì in mano agli inquirenti. Era un regalo che lui teneva che io avessi e che dovevo far conto che me l'avesse regalato anche Liliana. In realtà l'ho messo via in un primo momento. Poi col tempo ho cominciato ad utilizzarlo per fare i video, perché comunque era un buon cellulare. Tra l'altro era vuoto. Dopodiché ha fatto lui il trasferimento dei miei dati su questo telefono. Se quello era veramente il telefono all'epoca dei fatti, cioè avrebbe dovuto dirmelo. Lui mi ha detto: questo era un mio telefono ricondizionato. Anche se qualche magari domanda me la sono fatta, ho detto sicuramente cellulari dell'epoca gli inquirenti l'avranno preso, no? Quindi non penso che potesse regalare tutto in maniera così trasparente e tranquilla. Poi hanno cominciato ad arrivarmi critiche su YouTube per questa storia. Ho chiamato subito Sebastiano. Sebastiano ha farfogliato qualcosa che non ho esattamente capito. Sì, forse, non so. E allora ho detto: sai cosa? Mi scendo in questura e do il telefono. Quindi lei conferma la mia versione, dopo il video lei lo va a consegnare, però una non amica di Gabriella sostiene che invece è stata lei a dare un ultimatum a questa persona, dopodiché la polizia sarebbe andata a requisire il telefono. Nonostante qualcuno tenti di salvare Sebastiano spostando la GoPro, c'è un nesso. Liliana quel giorno ha delle fibre gialle sul suo corpo e Sebastiano è vestito di giallo come indicato dal video guida turistica, una evidenza che connette i due personaggi quel giorno. Ed è fondamentale perché secondo i racconti di Sebastiano, quando lui va via, Liliana non è ancora vestita, per cui non si sarebbero ufficialmente visti con lei vestita per come viene ritrovata. Sui colori non posso confermare, nel senso che ci sono degli accertamenti e neanche sul tipo di filamenti che sono stati rinvenuti. Ci sono degli accertamenti in corso, nella settimana prossima ci sarà un nuovo incontro fra i vari consulenti e i periti a seguito di incidente probatorio e poi alla fine insomma vedremo cosa verrà fuori. Invece sulla questione dei telefoni noi stiamo cercando, l'abbiamo fatto sin dall'inizio, di portare all'attenzione della procura insomma tutti gli elementi possibili e immaginabili al fine di poter comprendere meglio e accertare la verità di quanto accaduto a Liliana. Sicuramente Visintin il 20 giugno 2023, quando c'è stata l'esecuzione insomma dell'ordine del PM di andare a prendere questi cellulari, Visintin consegna un altro cellulare, un cellulare della stessa marca
e omette, o meglio ancora, si dimentica, potrebbe essere una dimenticanza, me ne guardo bene, di dire che quel telefono non è il telefono che utilizzava nel periodo di attenzione della scomparsa di Liliana. Allo stesso tempo quel telefonino invece che utilizzava nel mese di dicembre viene consegnato e viene regalato, ricondizionato alla YouTuber, e lo farà a novembre 2022. La YouTuber poi una volta insomma è venuta fuori la notizia di questi telefoni, si preoccupa e porta questo telefono agli inquirenti. Quindi nei prossimi giorni ci sarà finalmente dico, l'accertamento irripetibile sull'iPhone S21 utilizzato da Visintin nel mese di dicembre. È assolutamente impossibile che Liliana sia rimasta là più di una notte, perché se c'erano 2 di notti, la seconda delle 2 lei veniva sbranata letteralmente dai cinghiali che pullulavano in quel momento, in quel periodo, la zona dove lei è stata. Cioè, questo è stato provato 1000 volte. Li ho visti io, abbiamo trovato gli escrementi. C'erano famiglie di cinghiali a 10 metri dal corpo di Liliana. Motivo per il quale in 2 notti, la seconda notte, lei sarebbe stata scoperta e spolpata. Nell'area dell'ex Oppi di Trieste, oggi Parco di San Giovanni, la fauna selvatica, cinghiali compresi, può affacciarsi di tanto in tanto perché il parco confina con zone verdi e con il margine del Carso. Si tratta però di un ambiente urbano-periurbano, molto frequentato da persone, cani al guinzaglio, mezzi di servizio e attività quotidiane. In contesti così antropizzati, i cinghiali tendono a muoversi soprattutto di notte, in passaggio rapido, alla ricerca di cibo facile, radici, rifiuti organici, frutta caduta, e riducono al minimo la permanenza in punti esposti o rumorosi. La presenza potenziale non significa dunque stazionamento prolungato né interazione certa con un cadavere. Dal punto di vista etologico, il cinghiale è un onnivoro opportunista e può anche fare necrofagia, ma non attacca automaticamente un corpo umano. Perché ciò accada, devono concorrere condizioni precise: accesso agevole ai tessuti molli, assenza prolungata di persone e cani, scarsa illuminazione, odore forte di decomposizione non schermato, vegetazione che offra copertura e soprattutto tempo sufficiente senza disturbi. In un parco cittadino questi requisiti sono molto meno probabili rispetto a un bosco isolato. Sul piano medico-legale esistono segnali tipici quando la fauna interviene su un corpo: lacune irregolari dai tessuti molli, trascinamenti con dispersione degli indumenti, segni di rosicchiamento su cartilagini e ossa, un'ampia contaminazione del suolo, impronte, grufolate, peli e feci in prossimità, oltre a strappi o fori nella plastica se il corpo è avvolto. In assenza di simili indicatori, l'ipotesi di una predazione significativa diventa debole. Nel caso specifico si aggiunge un elemento decisivo: il corpo è stato descritto come avvolto, insaccato in materiale plastico e legature. Un involucro così riduce gli odori, rende difficile l'accesso ai tessuti e abbatte l'attrattività per i necrofagi. Anche la sola copertura vegetale e il microriparo possono ostacolare gli animali più grossi. In inverno, poi, i cinghiali concentrano la dieta su radici e tuberi. Se hanno a disposizione fonti alimentari più semplici, non rischiano di indugiare su un oggetto voluminoso, innaturale e impregnato di odori umani. Ne consegue che dire sarebbe stata mangiata dai cinghiali è una semplificazione e, in un parco come l'ex Oppi, tutt'altro che inevitabile. È verosimile che cinghiali possano transitare nell'area. È molto meno scontato che si fermino a lungo, che individuino un corpo coperto e che lo scoperchino senza lasciare numerose e inconfondibili tracce. Se tali tracce non sono state rilevate, l'assenza di predazione non contraddice affatto l'ipotesi che il corpo sia rimasto lì. È coerente con il contesto urbano-periurbano, con la frequenza umana, con l'involucro di plastica e con la normale prudenza dei cinghiali verso ciò che porta odore umano. È stata posata lì la mattina del 5 gennaio. Lei è stata mantenuta al fresco, se è morta il 14 di dicembre come qualcuno dice, mantenuta al fresco in maniera di non congelarsi, altrimenti si sarebbe notato, visto con le prove, con le analisi, che lei era stata congelata. Contemporaneamente doveva durare quanto più tempo possibile
indenne com'era, e questo succede con una temperatura di 2-3 gradi. Liliana è stata fotografata appena trovata ed aveva il corpo, capelli, viso di Liliana era piena di puntolini gialli, puntini. Quei puntolini gialli dovevano essere analizzati. Semplicemente è stato dichiarato che lei aveva addosso dei frammenti vegetali. Punto. Frammenti vegetali vuol dire la foglia del geranio che ho a casa io. Io mi sento preso in giro. Io ripeterò fino alla morte. Queste cose non dobbiamo passarcele noi, io e voi. È la procura che è pagata e deve fare questo. È il lavoro della giustizia. La giustizia se ne è fregata. La giustizia l'ha fatta suicidare, semplicemente, punto e basta. È questo che è successo. Mi sento preso in giro da questa giustizia. Non è la mia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.